Allora, questa giustamente per gli amanti della buona musica è musica per le nostre orecchie, ovviamente, ma Fantastica. È comunque la sigla di Radio Londra. Lo so che sei anche tu un intenditore del grande Glenn Miller. E così finalmente torna finalmente in onda Radio Londra Siracusa, la parte del mio impegno qui sul web a proposito di ambiente e diritti degli animali, e quindi con grande piacere, con grande veramente sì, appunto l'ho già detto, con grande piacere riabbiamo con noi il presidente di LEAL, Lega Antivivisezionista, che è un'associazione nazionale, un'associazione animalista che sicuramente ha molti proseliti in giro per l'Italia, spero anche qui da noi in Sicilia. E con Gianmarco Prampolini vorrei appunto tracciare un po', magari lo faremo un po' più in là, il bilancio di questo 2022 che sta per concludersi. Abbiamo un altro mese scarso di questo 2022 appunto, ma intanto però mi piace ricordare insieme a lui, insieme a te Gianmarco, un intervento importante che avete fatto nei giorni scorsi in Puglia, a Gravina di Puglia. Ecco, ci vuoi raccontare su quale vicenda siete intervenuti? Beh, intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato alla tua trasmissione, è sempre un piacere sentirti. Non qualche giorno fa, ma ormai ahimè già il 15 di luglio, già un po' di tempo, è già passato un po' di tempo, dove questo allevamento abusivo, dove tutti sapevano ma nessuno interveniva, era veramente un grosso problema per questi animali tenuti malissimo. Quindi con la nostra sezione LEAL di Corato, noi ricordo che in Puglia abbiamo 3 sezioni, una Bari, una Corato e l'altra a Giovinazzo, non potevamo far finta di niente, quindi siamo intervenuti e abbiamo fatto sequestrare questo allevamento di cani di razza abusivo. Quindi ovviamente quando si arriva a mettere le mani su questa realtà, lo sconforto è totale, perché questi cani erano ammalati, rogna, lesmania, denutriti, tenuti male nello sporco, quindi la solita cosa, insomma, che purtroppo, e qui ci vorrebbero le leggi più severe invece di poi far sì che o intervengono le associazioni. Comunque, detto questo, siamo intervenuti e abbiamo in qualche modo iniziato la bonifica curando i cani, prendendoci in carico noi tutti gli animali, microchippandoceli, mettendoli in pensione, e oggi abbiamo la bellezza di circa una quarantina di cani che curati, sterilizzati, è cominciato il percorso delle adozioni. Questi animali stanno cercando famiglia. Ecco, tenete presente che non è che sono tutti dei giovani baldanzosi, ma ci sono, ahimè, animali che hanno già militato troppo tempo nei canili e sono dei vecchioni che sarebbe giusto anche una parte di questi dargli un fine vita, perlomeno per riscattare l'umano e far sì che questi animali possano ancora credere, anche se sarà molto difficile per quello che hanno passato, capire che non tutti gli animali sono così malvagi. E quindi niente, siamo impegnati in questa operazione importantissima, dove ovviamente cercheremo di dare in adozione, o per chi non può magari avere l'impegno di avere un animale così problematico oppure così anziano, magari anche sostenerci
con un'adozione a distanza, e poi ci sono anche tanti altri ragazzi che invece sperano di trovare, come dicevo, una famiglia. Quindi è un'operazione complessa, un'operazione soprattutto costosa. Noi non siamo come Leal venali, però effettivamente mantenere tutti questi cani in pensioni e con già iniziate 22 sterilizzazioni e tutte le cure del caso, diciamo che gli aiuti sarebbero ben graditi per poter proseguire il percorso che può essere finalizzato a un'adozione o a una miglioria di vita di questi cani. Insomma. Ecco, quindi stiamo parlando, vediamo se ho capito bene, di cani che non erano abbandonati, ma che erano comunque relegati in un recinto, insomma. No, erano chiusi dentro una sorta di chiamiamo, ma neanche canile, insomma, in una situazione terrificante di lamiere, di recinti, dove questi animali di razza, no, erano atti magari alla riproduzione per poi essere venduti, per poter essere gestiti, insomma, per animali, chiamiamoli da reddito, come ahimè i poveri animali, i vitelli, vengono allevati, o le mucche, per essere poi macellati. Questi invece venivano tenuti così per essere venduti, perché comunque c'era questo business di animali, e quindi con i carabinieri, la forestale, la ASL, no, vi erano ad esempio dei beagle, dei carlini, tutti animali che erano in pessime condizioni, ma servivano anche come fattrici. Quindi poi alla fine i cuccioli venivano andati via e gli altri invece vivevano in questo orrore. Quindi è stata una cosa importante e ne siamo ben contenti. Ringraziamo il nostro delegato Carlo Leone, che è riuscito a prendere in mano la situazione, e adesso c'è un discorso anche di distanza, perché la sezione è a Corato, i cani sono a Gravina di Puglia, quindi c'è anche una questione logistica avanti e indietro, però nulla è lasciato al caso. Qualche adozione per fortuna siamo riusciti a farla, e adesso però ci vorrebbe anche un'iniezione anche oltre che di fiducia nei confronti dell'operato della LEAL, anche magari un aiuto economico per poter, appunto, come ti dicevo, continuare tutte le cure, premesso che come al solito LEAL non è che sta aspettando i soldi delle persone, ma inizia subito, perché quando gli animali hanno bisogno bisogna intervenire subito, quindi qualsiasi sostegno sarà benvenuto per la dignità di questi animali. Ecco, infatti, perché ricordiamo che appunto la Lega Antivisezionista si regge sulle donazioni, naturalmente sulle iscrizioni all'associazione, e comunque su tutto ciò che possa essere appunto utile per dare una mano a questa, direi, benemerita associazione, che soprattutto nel nome, ecco, avete preso un impegno molto importante, quello cioè di lottare contro la vivisezione. Ora, spesso e volentieri la vivisezione forse non viene considerata nel modo giusto. Io, così, da profano, da non detto lavoro, in quanto non sono un biologo, non sono appunto neppure un medico, ma semplicemente un giornalista che cerca di occuparsi di questi temi, mi sono fatto l'idea che spesso e volentieri la vivisezione sia una vera e propria tortura verso gli animali e che di scientifico ci sia poco. Il tuo pensiero su questo qual è? Su questo la sperimentazione, per farla in breve, ne abbiamo già parlato, comunque è una sorta di forma assicurativa che dovrebbe garantire ai ricercatori di dire: io ho fatto quello che dice la legge, e quindi se poi, quando tal farmaco o il tale esperimento o il tale intervento non va bene, dirò che non ho mai testato abbastanza sugli animali. È un secolo che si martirizzano topi, cani, gatti, criceti, cavie, per cui la sperimentazione oggi, se ci fosse un minimo di barlume di intelligenza, non si andrebbe a cercare degli esperimenti, peraltro già ripetitivi, con denaro pubblico che non porta a nessun risultato, ma bisognerebbe senz'altro cominciare a ragionare, come in tanti altri paesi, sui famosi metodi, per noi ormai diventati sostitutivi, neanche alternativi, perché l'alternanza l'abbiamo anche noi cercata 20 anni fa, però nell'alternanza tu capisci che
alla fine fai l'esperimento sull'animale e poi sul metodo sostitutivo, però l'animale ci lascia sempre le penne. Quindi oggi si può tranquillamente fare questa ricerca su dei metodi sostitutivi. Esistono dei macchinari che possono riprodurre migliaia di esperimenti, per questo abbiamo fatto anche un volantino importante, come ad esempio sullo smoking machine, no? Perché fare fumare dei bigoli, intossicarli, ammazzare per vedere lo stato dei polmoni quando effettivamente ci sono delle macchine che possono far capire quanta nicotina possono entrare nei polmoni. Ci sono dei metodi in silicio, ci sono delle biostampanti, c'è tutto un mondo di alternanza dove sulla tossicità cutanea si possono tranquillamente non andare a toccare gli animali, che peraltro alla fine poi noi non siamo dei ratti da 80 kg, quindi è inutile che sperimentiamo su un topino, che spesso non hai delle sicurezze perché tu testi sugli animali e poi devi passare all'uomo e lì non sai che cosa troverai, perché siamo diversi biologicamente e tutto il resto. Quindi bisogna, per questo l'EAL adesso poi a febbraio stiamo organizzando un convegno in Regione Lombardia, dove inviteremo, anche perché che cosa si può fare per rompere questa ottusità? Bisogna creare dei corsi che non devono essere finanziati soltanto dalle associazioni animaliste, ma deve proprio intervenire lo Stato, la Regione, per mandare degli studenti all'estero, perché all'estero sono molto più evoluti di noi. Noi abbiamo delle buone leggi come sull'obiezione di coscienza, dove appunto la legge del 92, che si può tranquillamente allo studente avvicinandosi all'università chiedere di non usare animali, addirittura anche gli addetti ai lavori, da quelli che puliscono le gabbie, che hanno una certa sensibilità, possono rifiutarsi. Quindi in Italia abbiamo delle buone leggi in alcuni casi, che non vengono peraltro spesso applicate, oppure non vengono dette perché si ha paura che poi la gente cominci a prendere coscienza, e quindi bisogna far sì che ci sia delle possibilità ai giovani ricercatori di andare avanti, cioè basta questo topo che abbiamo martirizzato e tutte queste brutte cose che vengono fatte e che non hanno portato a nulla. Purtroppo, se c'è stata una miglioria, è stata fatta sul fatto di chi purtroppo, come nel caso del tumore, è passato da questa malattia e piano piano, lavorando sugli umani ammalati, si sono potuti ottenere delle migliorie. Quindi il fatto che milioni di euro vengano destinati di denaro pubblico per massacrare animali è vergognoso, è inaccettabile ed è, secondo noi, antiscientifico. Quindi noi siamo per la salute degli umani, non siamo dei fanatici, vogliamo salvare più persone possibile, ma vogliamo anche che ci sia una scienza che tuteli tutte le forme di vita. Quindi la gente deve sapere che purtroppo noi, ahimè, vediamo spesso e volentieri che magari le persone dicono: sì, io amo il mio cane, il mio gatto, però se c'è da salvare gli umani, insomma qualche animale, che poi sono milioni di animali, possiamo anche sacrificarli. Invece anche questo non va bene. Mi permetto, mi riallaccio e parlo un po' a ruota libera, che così, per far capire determinati concetti. Noi abbiamo partecipato settimana scorsa a una manifestazione. L'EAL, ad esempio, è stata l'unica associazione importante ad aver partecipato al referendum contro la caccia, no? Allora, considerati milioni, ecco, purtroppo anche lì abbiamo perso, perché c'è stata proprio una mancanza di presa di coraggio, oppure di menefreghismo da parte di associazioni che ci avrebbero potuto aiutare per spazzare via il problema, il fenomeno della caccia. Allora, se parte dal presupposto che in Italia ci sono più di 1 milione di vegani, allora sarebbe bastate queste persone per mettere una firma e avremmo raggiunto tranquillamente le 500.000 firme. Quindi noi abbiamo fatto uno slogan a questa manifestazione, uno striscione provocatorio, dicendo: vegan sì, ma non basta, perché a volte magari il vegano si sente superiore a tutti perché lui non mangia gli animali, e questo tanto di cappello lo siamo tutti, e c'è tanta gente che cerca di farlo, però ci vuole anche della militanza, perché una volta si pensava che la vivisezione fosse l'apice del maltrattamento, no? Oggi invece si parla molto di vegan, perché è chiaro che miliardi di animali, non so se sono 80 miliardi di animali l'anno, vengono macellati, però siccome c'è un filo conduttore tra mangiare carne e il tumore, e di quindi anche la sperimentazione per combattere il tumore, bisogna anche che la gente si mobiliti, perché uniti si potrebbero veramente raggiungere
dei risultati importanti. La caccia è inutile che andiamo in giro a dire salviamo il cagnolino, premesso che lo stiamo facendo anche noi, ma non dimenticando che cos'è la sperimentazione, perché noi caccia, circhi, orsi, tutto quello che è chiaro, noi siamo incondizionatamente dalla parte degli animali. Però se ci fosse questa militanza, certe cose, al di là del pensiero delle associazioni, se uno ama gli animali e li dovrebbe amare a 360 gradi, si dovrebbe essere presenti, no? E fregarsene di quello che dicono le associazioni, che magari per invidia, per zizzania, oppure perché c'è tanto protagonismo, alla fine chi ci rimette sono gli animali. Quindi adesso questo referendum sulla caccia verrà riproposto, si potrà firmare online, e quindi speriamo che si possa di nuovo raggiungere questo obiettivo, perché sappiamo benissimo in questi mesi che abbiamo fatto raccolte di firme i danni della caccia, la gente che muore per colpa dei cacciatori, il piombo, l'inquinamento, e soprattutto il discorso del riappropriarci di quello che è di tutti, cioè la campagna, la montagna, e non dire vado a fare una passeggiata e vengo impallinato, visto che poi anche l'età dei cacciatori è molto avanti, e quindi sono persone che magari ci vedono anche poco e si ammazzano anche tra di loro, oltretutto, quindi c'è un pericolo costante, insomma, ecco, quindi questo. Quindi per dirti che sulla vivisezione noi siamo sempre presenti, perché siamo stati i primi a finanziare la ricerca senza animali, e poi è chiaro che quando ci sono problematiche di questo tipo, che poi magari spesso questi allevamenti abusivi, clandestini, magari sono anche una fonte di reddito, perché poi magari questi animali possono finire nei laboratori di ricerca, perché c'è un commercio di animali che vengono presi e vengono mandati in Germania, quindi bisognerebbe stare anche molto attenti a queste cose, ci dovrebbero essere delle leggi più severe, più ferree, e non sapere che quando esistono realtà come questa Gravina di Puglia che fanno di tutto e di più, non c'è assolutamente l'interesse da parte delle istituzioni a cercare di fermare una cosa così evidente. Quindi, come vedi, poi tutto alimentazione, randagismo, tutto vivisezione, tutto è collegato, quindi bisogna essere presenti, bisogna lottare e bisogna sostenere. Io comunque, poi se hai altre domande da fare, perché poi io quando parto sono un po' vulcanico, io ringrazio comunque pubblicamente tutte quelle persone che, pur non facendo parte di un'associazione, tutti i giorni si fanno un sedere così per salvare gli animali, perché noi aiutiamo tantissima gente che non chiede nulla e che per sentito dire o per telefonate così, salvo verifica, tutti i giorni si prodigano per salvare animali nelle campagne, per aiutare gli uccellini, per aiutare gli animali randagi. Quindi quelli sono la vera forza, e il diritto di un'associazione, l'obbligo di un'associazione è, nel limite del possibile, di sostenerle. Certo, ci vorrebbe una montagna di soldi, però diciamo che ognuno deve fare la propria parte. Come LEAL noi siamo sempre in prima fila e siamo sempre i primi, quando c'è un intervento, qualcosa, a mandare, a inviare. Poi dell'aspetto pubblicistico, oppure di quello di farsi vedere, a noi non interessa. A noi quello che interessa, prioritario, è salvare gli animali. E questa operazione di Gravina di Puglia è un'operazione importante, perché effettivamente questi animali veramente erano in condizioni terribili, terrificanti. Spesso quando vai su Facebook vedi, non sai mai se poi ci sono quelli che ci giocano, no? Che prendono questi animali, incutono pietà e poi si fanno mandare dei soldi, e quindi a volte la gente si scoraggia, perché poi dice ma alla fine si fa di tutto un'erba un fascio, e si pensa che tutte le associazioni o magari tutta la gente sia così. Non è così, c'è tanta buona energia e tanta gente che ha bisogno di aiuto, e come ripeto, aiuto che dovrebbe arrivare anche prevalentemente dai comuni, dalle regioni, facendo dei canili seri, facendo dei gattili seri, e facendo che questi canili e questi gattili siano anche gestiti o da operatori animalisti, da persone che possono anche vigilare e controllare, perché spesso ci sono delle strutture private dove tu, se vuoi andare dentro, vai dentro, però devi far finta di niente, perché sennò poi loro hanno il potere di poterti sbattere fuori, e a quel punto perché magari vedi delle cose che non sono serie o legali. Quindi massima attenzione a mandare soldi, informarsi, e poi appunto cercare che anche lo Stato faccia il suo dovere, perché così a volte, troppo spesso, non va bene. Ecco, sei stato appunto enciclopedico, infatti mi hai fatto sorgere almeno 4-5
altre 10 domande, ma cercherò di condensare tutto in un intervento, così poi mi dirai la tua. Per esempio, prima citavi la legge 413 del 93 sull'obiezione di coscienza sulla sperimentazione animale, che mi pare non venga molto tenuta in considerazione. Ma per esempio, ecco, c'è un'altra iniziativa alle tante alle quali avete partecipato anche voi, per esempio quella sul finanziamento agli allevamenti intensivi, che in inglese si recita End the Slaughter Age, quindi contro la schiavitù sostanzialmente degli animali negli allevamenti intensivi. Per quanto riguarda appunto la caccia, siete una parte importante del movimento anticaccia insieme a Cadapa, quindi Cadapa che noi facciamo parte di Cadapa, certo. Per Paolo Cirillo, che magari fossero in collegamento, li saluto, ma prossimamente li sentirò perché vorrei vedere appunto a che punto siamo con la parte organizzativa per il referendum, che questa volta speriamo che si tenga e che finalmente si possa andare tutti a votare contro un abominio chiamato appunto caccia, che per qualcuno è anche considerato uno sport. Ma ecco, la domanda invece che ti volevo porre adesso, dopo il mio piccolo intervento, a proposito della caccia, quindi, ne parlavo tempo fa appunto sia con Toni Curcio che con Pierpaolo Cirillo di Cadapa, e gli chiedevo sostanzialmente questo: come mai le cosiddette grandi associazioni animaliste nazionali non hanno sposato sin dal primo minuto questa grande battaglia contro l'abominio, diciamo così, della caccia? Lo chiedo adesso a te, che sei presidente dell'associazione nazionale anche tu. Ma guarda, io sono rimasto basito e stupito da questa cosa. Io penso che non ci siano tutti quei cavilli che hanno tirato fuori erano soltanto per creare confusione nelle persone. Quello che ho trovato ridicolo è dire ai propri volontari: noi facevamo dei tavoli, magari di fianco avevamo di fianco queste associazioni che potevano essere EMPA o LAV, così, che diceva: ci hanno detto di non firmare. Quindi secondo me non è tanto una questione di cavilli burocratici, è una questione di protagonismo. Questa cosa è nata da Cadapa con noi, che abbiamo creduto fin dall'inizio in questo progetto e ne facciamo parte anche con i nostri legali per tutte le battaglie animaliste in corso, dalle stragi degli stambecchi, dei caprioli, dei cinghiali e chi più ne ha più ne metta, purtroppo. Quindi era soltanto una questione di sensibilità. Quindi il discorso è: io penso che un essere intelligente che dice possiamo eliminare la caccia perché sappiamo che tortura è per gli animali da caccia, per gli animali che sono impauriti, tutto quello che sappiamo, le torture che subiscono, cioè bisognava andare. Invece tutto questo ha creato una sorta di cortina fumogena, dove a un certo punto la gente sembrava quasi che alla fine, firmando contro la caccia, si agevolassero i cacciatori. Quindi c'è stata, non voglio dire una voluta disinformazione, ma purtroppo il protagonismo l'ha fatta da padrone, no? Questa cosa la vediamo anche ai tempi con tante altre associazioni, quando c'era stato Stop Vivisection nel 2011, no? Per cambiare la legge. Quindi la vera fregata, secondo me, quello che a me fa rabbia, è giusto che ognuno poi abbia la sua bandiera, però quando ci sono queste battaglie noi dobbiamo essere uniti, perché i cacciatori, i macellai, i pellicciai, chi più nei vivisettori, sono delle corporazioni che sono gli allevatori, sono sempre uniti. Noi invece non siamo mai uniti, e questa perdita e questa battaglia persa sul referendum della caccia potevamo spazzarli, e invece non siamo riusciti, anche perché ci sono stati anche degli errori di percorso che speriamo che con la nuova presentazione del referendum non ci saranno, perché la piattaforma non ha funzionato bene. Per cui adesso cerchiamo di migliorarci, ma facciamo sì che tutti quelli che amano gli animali, vegani, non vegani, ma che ami veramente gli animali, capiscano che ci sono milioni di animali terrorizzati da questa gente che va in giro a fare gli spauracchi, a sparare nelle proprietà private, a fare i Rambo della situazione, e noi abbiamo la possibilità di fare smettere questa cosa che è orribile, che non ha più ragione d'essere, ammesso che ce ne sia stata, salvo quando l'uomo doveva nutrirsi, e allora ai tempi, ma si va indietro di parecchio. Oggi la caccia non dovrebbe più esistere. Se vuoi andare in mezzo alla natura, se vuoi fare delle cose, ci vai con una bella macchina fotografica e vedi degli animali stupendi che hanno molto da dire. Quindi non c'è una risposta tecnica, c'è una risposta, secondo me, non voglio neanche dire di invidia. Io non sono invidioso di nessuno, e la Leal è sempre
sempre stata un'associazione che ha sempre cercato di collaborare, però ormai le associazioni sono diventate un po' delle multinazionali, no? Si ha paura forse di perdere il fatturato. Poi però io mi domando, quando tu perdi una battaglia così importante che potrebbe salvare la vita a milioni di animali, poi quando vedi che c'è chi si fa vedere col cagnolino in braccio o fa queste cose, vabbè, insomma, dici va bene, cioè non vedi la trave, vedi la pagliuzza, insomma, quindi a questo punto qui ci vorrebbe un attimino più di sinergia, ecco, soprattutto quello. Invece purtroppo non va così, quindi speriamo che con il prossimo referendum tutti uniti per cominciare ad abolire una cosa così, diciamo, tra virgolette, facile da abolire, secondo me. Poi ci sono invece le battaglie importanti come la vivisezione, che lì sono più ostiche, perché lì si va incontro alle multinazionali, si va incontro a una certa mentalità dove lo studente viene ancora boicottato in fase di tesi se non fa l'esperimento sull'animale, e quindi è chiaro che, però ecco, anche lì bisogna dare nuova linfa, dare visibilità, spiegare c'è la legge sull'obiezione di coscienza quando inizia l'anno accademico, far capire che ci sono dei metodi, magari riuscire a... Il nostro scopo sarebbe quello di portare degli studenti all'estero a studiare per queste nuove tecniche sostitutive, insomma, c'è tanto da fare, ne parliamo da 40 anni, andammo anche a Bruxelles, ci dissero che era un male indispensabile, che avrebbero cercato di ridurre gli esperimenti, ma oggi come oggi, se uno va a vedere tutti questi libri di farmacologia o cose di questo tipo, vede che gli animali vengono sempre, io direi che forse sono anche aumentati gli esperimenti sulle biotecnologie, tutto quello, sono aumentati, quindi proprio bisogna cambiare anche in questo campo la mentalità. Il nostro dovere, secondo me, delle associazioni è questo, e quindi noi saremo sempre in prima fila, ecco, nel limite del possibile. Mi chiedevo, mentre appunto ti sentivo argomentare, una cosa, cioè il cambiamento di mentalità, secondo te, dove potrebbe essere più difficile, o comunque dove si sta rivelando più difficile il cambiamento di mentalità, il cambiamento culturale, nel campo della ragione, verso il problema della caccia? Qual è il più difficile? Il problema della caccia dovrebbe essere, perché vedi, quando tu vivi in una grande città, tu il problema della caccia non ce l'hai, no? Però noi abbiamo tantissima gente che dice sparano a 5 metri da casa mia, mi hanno ucciso il cane, mi hanno ucciso il gatto, perché poi questa gente non solo si accontenta di far fuori la cosiddetta selvaggina oppure anche animali protetti e tutto, ma veramente queste persone sparano a tutto e arrivano nei centri abitati. Quindi chi vive la caccia sulla propria pelle magari ha paura anche ad avere un animale domestico in casa, perché ha paura che se glielo impallinano. Quanti animali domestici hanno ammazzato? Quindi secondo me il discorso della caccia, la caccia non si può definire cultura come non si può definire cultura la corrida. La caccia è una cosa che va abolita, perché gli animali, soprattutto, tu pensa ad esempio quando ci sono gli incendi come in Sardegna o a come c'è stato giù in Toscana, Viareggio, questi animali che scappano dal fuoco, che sono stremati, che non hanno neanche il tempo di riprodursi, invece si ammazza qualunque cosa, si ammazzano le nutrie, si ammazzano i pavoni, cioè si risolvono i problemi soltanto ammazzando gli animali. Si ammazzano gli orsi, che dovrebbero essere un patrimonio per il Trentino, e invece in tutto il mondo gli orsi sono un benefit, sono appunto un valore aggiunto, mentre qua si ammazza, si inventano le palle, delle dosi massicce di anestetico, cioè si ammazza e basta. Lo sai qual è la cosa bella, tra virgolette, a proposito di quello che stai dicendo adesso? Faccio un esempio concreto. Quando ci si trova magari all'interno di una qualunque area protetta o addirittura parco, a un certo momento, se dovesse succedere che qualche animale diventa in soprannumero, allora viene fuori la parolina prelievo. Però è una parolina subdola, perché il prelievo, secondo loro, significa chiamare 10, 20, 30 cacciatori e cominciare a sparare all'impazzata per ridurre il numero degli animali. Questo è il loro modo di intendere appunto la soluzione dei problemi.
ammazzare e nient'altro. Conferma quello che stavi dicendo tu, praticamente. Certo, è così dappertutto e questo non va bene, perché gli animali potrebbero essere sterilizzati, si potrebbero fare tante cose, invece si prende la doppietta e si dà la possibilità a queste persone, che poi sembrano anche quasi i tutori della fauna, di andare appunto a selezionare, ma spesso e volentieri anche questi esuberi di animali vengono proprio creati col pretesto per poterli poi andare a cacciare, no? Quindi ci sono regioni come la Toscana, ci sono dove la caccia proprio quasi tutti sono cacciatori, ma anche se sono scesi di numero e la popolazione, come dicevo, è invecchiata, però sono un'arma, perché rappresentano anche dei voti, e quindi questi qua hanno la licenza di uccidere, e questo non fa bene, visto anche il degrado, l'estinzione, tutti gli incendi che ci sono stati e tutti. Questi animali hanno diritto a ripopolarsi, a riproporsi, e quindi non bisogna andare a sparare durante il passaggio delle migrazioni. Vengono fatte con questi capani, vengono fatte delle stragi allucinanti, no? Quindi è proprio una questione culturale, il rispetto della vita, il rispetto degli animali, e soprattutto inculcarlo anche ai giovani, perché se no alla fine a volte hanno anche tentato di andare a insegnare la caccia nelle scuole, no? C'è una cosa, insegnare a uccidere, una cosa aberrante. Quindi direi proprio che allora, per quanto riguarda l'aspetto scientifico, si può eventualmente divulgare, far capire che la sperimentazione animale non è quella che ti fa guarire da determinate malattie, anzi, più andiamo avanti e più gli uomini, l'umanità si ammalerà di diabete in primis, di Alzheimer, ahimè di tumore. Quindi tutti, se andiamo a vedere come erano i tumori 20 anni fa, insomma erano molto meno rispetto adesso. Si arriverà a un punto che tutti noi saremo portatori di un tumore latente, che poi quando esploderà sappiamo i problemi che potrà crearne. Quindi bisogna far capire che l'animale non è un passaggio per salvare le persone, spianti di sala operatorie, miliardi di cellule, si può, si deve, e ci sono già, quindi i nuovi giovani che si vogliono dedicare alla ricerca possono eventualmente cominciare ad apprendere e soprattutto ad essere anche sostenuti economicamente da questi metodi, perché io quando parlo con certi ragazzi che poi stanno laureando mi dicono: ma sì, guarda, magari io per qualche anno ammazzo qualche topo, poi una volta laureato non lo farò più, no? E quindi c'è questo aspetto brutto, insomma, che uno dovrebbe avere, uno che combatte per la vita dovrebbe anche rispettare la vita. Tutti siamo su questo pianeta e tutti abbiamo diritto ovviamente di starci, quindi l'animale da laboratorio, l'animale da pelliccia, o l'animale da circo li abbiamo creati noi, cioè non è che loro in natura sono nati per essere destinati a questo utilizzo. Quindi cercare di parlarne, cercarne sempre di più di fare informazione e anche avere anche un aiuto. Ecco perché faremo questo convegno in Regione Lombardia, dove speriamo di avere un ottimo risultato per poi esportare in altre regioni questa nostra conferenza, no? Ecco, per superare la sperimentazione. Lo vedremo anche noi, mi raccomando, è importante. Speriamo sì, guarda, dobbiamo definire la data. Sì, vediamo adesso. Stiamo organizzando, perché è un onore, un privilegio fare questa cosa in regione, magari invitando i rettori, insomma, vediamo un attimino di fare una cosa fatta bene, cioè non sempre una cosa che poi ce le diciamo tra di noi, insomma, bisogna anche che ci sia anche una spinta politica per dire: adesso vediamo di dare un'alternativa, ma soprattutto di portare avanti la ricerca in un certo modo, perché sennò saremo sempre lì a massacrare topi, a fare cose che poi alla fine della fiera in un secolo non hanno portato a nulla, perché poi, come dicevo, ahimè, purtroppo le malattie continueranno sempre ad aumentare per un fattore climatico, per un fattore alimentare, insomma, per tutto quello che poi fa male all'uomo, dalla cattiva alimentazione, che poi quando sei giovane sei tutto pimpante, poi magari oggi vedi già, che ne so, a 30 anni i ragazzi che hanno già problemi di pressione, hanno già il diabete, insomma. Dobbiamo renderci conto di queste cose, quindi dobbiamo tutelarci, e insieme agli animali dobbiamo fare un percorso per cercare di avere una vita tranquilla e serena. Insomma, è difficile farlo capire, ma cercheremo in tutti i modi di poterlo divulgare. Adesso poi
creeremo delle pagine sul nostro sito specifiche sulla sperimentazione per fare anche tutto un percorso, perché io a casa dei selezioni degli anni 40 dove si diceva abbiamo sconfitto il cancro, no? Dove si vedeva magari il topo sbudellato, tutte le cose che purtroppo ai giorni nostri vengono ancora dette ma non hanno portato ahimè, anche la prevenzione a volte, quindi forse la prevenzione potrebbe essere un ottimo sistema per cercare di diagnosticare per tempo. Però ecco, tutte queste cose, questi argomenti che abbiamo toccato servono per tutelare l'ambiente, perché l'ambiente sta sempre di più andando a pallino, e soprattutto aprire gli occhi a tanta gente che ancora crede che la caccia sia uno sport, sia cultura, che la sperimentazione sia necessaria, che la corrida sia cultura e spettacolo, quindi dobbiamo fare informazione, ripeto, soprattutto sui giovani. Anche lì stiamo lavorando per creare un prodotto, magari un libro magari aggiornato, è già stato fatto nel tempo, magari con delle argomentazioni da portare nelle scuole, magari affiancandoci ad insegnanti di scienze, per poter sensibilizzare i ragazzini che sono molto più spugne di noi e molto più reattivi, insomma. Indubbiamente, ma ecco, volevo portarti anche su un paradosso, diciamo così, o comunque su una situazione, a mio parere, paradossale, che è quella, per esempio, rispetto a quello che dicevamo prima del rapporto appunto uomo-animale, che succedono situazioni tipo quella che pare stia succedendo a Roma e in generale nel Lazio, pare anche a Genova addirittura, dove praticamente i cinghiali sono i protagonisti. Ma i protagonisti, secondo me, di un paradosso, nel senso che è successo che nel corso degli ultimi anni siano stati importati dei cinghiali dall'est, se non ricordo male, da Romania, forse una cosa del genere, e ora praticamente sono in sovrannumero rispetto ai cinghiali autoctoni. Quindi siamo nella situazione paradossale che addirittura pare si siano create delle squadre di cacciatori occasionali o anche di cacciatori, diciamo, di provata fede e militanza, per così dire, per cui ormai c'è la caccia al cinghiale, ma arrivano i nostri. Sì, questo è vero, difatti l'importazione dagli scoiattoli ai cinghiali, a queste cose qua sono cose volute per poi dire, ecco, adesso arrivano i Rambo che sparano, ti ricordi a Roma l'anno scorso, no? Che davanti ai bambini sparavano i cinghiali e hanno fatto delle strade scioccando anche della gente, oppure è un po' come il discorso, ritornando al Trentino, degli orsi. Se l'orso si avvicina perché è l'uomo che non rispetta l'ambiente con l'immondizia, perché all'orso di mangiarsi l'umano non gliene frega niente. Se andiamo a vedere quando è stato l'ultimo orso che ha mangiato qualcuno, bisogna andare indietro di più di un secolo. All'orso gli fai delle belle piantagioni di frutta e lui è ben contento, gli dai delle aree destinate e lui non si avvicinerà mai ai centri abitati. E lo stesso è la spazzatura che c'è a Roma, è la spazzatura e l'incuria dell'uomo, quindi questi animali si riproducono, quindi anche lì ci potrebbe essere un discorso di sterilizzazione, però magari, e poi non dimentichiamo un'altra cosa, che spesso la caccia, no, è frutta di una caccia illegale dove tu ammazzi il cinghiale, bypassi tutte le cose sanitarie, i controlli sanitari, e poi magari le vai a vendere ai ristoranti e magari qualcuno si mangia il cinghiale che non sai se è un animale infetto o meno, quindi c'è anche un mercato di questo tipo, quindi è questo a chi va? Chi va contro? Va contro al consumatore, va contro la persona che se va nel bosco gli sparano, se va al ristorante si ammala, e tutte queste cose qui sono cose importanti, quindi è voluto secondo me il fatto di aumentare gli animali a dismisura, perché questo permette di fare poi una sorta di selezione, una bonifica che... Scusa Gianmarco, ti ho perso per un attimo. Gianmarco? Si è perso un attimo il collegamento. Senti? Ecco, adesso stavi dicendo, perché per un attimo non ti ho sentito. No, ti stavo dicendo che anche la caccia poi comporta che la caccia al cinghiale magari è anche una frode, perché dopo alla fine tu porti gli animali, magari lo vendi anche ai ristoranti saltando tutti i controlli sanitari, no? Per cui magari vengono vendute sotto banco delle carni che magari non sono neanche, diciamo, buone, premesso che si dovrebbe mangiare secondo noi per un discorso di salute etico, però appunto ci sono anche tutte queste variabili che dopo vanno a condizionare, quindi ti stavo dicendo appunto questi animali che arrivano nelle città e che sgruffolano in mezzo alla spazzatura e così, in qualche modo anche volute dall'uomo per poi creare il caso. Ecco,
quindi questa è una cosa che non so, forse non hai sentito. Quindi anche lì piani di sterilizzazione per evitare poi appunto quelle cose terribili di gente che va a sparare nei parchi, ammazzare i cinghialetti o cose di questo tipo davanti a bambini terrorizzate, cose che vengono fatte come se fossero cose naturali, ecco. Quindi c'è veramente un accanimento nei confronti degli animali, e ovviamente si cerca sempre la via più breve, che è quella, come dicevamo, a tutti i livelli, a tutte le specie, di massacrare e basta. Sì, appunto, perché tanto alla fine sono degli animali e quindi non c'è problema secondo una certa mentalità, no? Dice tanto sono animali, per cui... Sì. Certo, bisognerebbe portare la gente a vedere cosa accade nei mattatoi, bisognerebbe fare... In Francia fecero delle campagne per ridurre gli incidenti stradali, facevano vedere dei video dove arrivavano i primi soccorsi appena venuto un incidente stradale, ti facevano vedere quello con la testa aperta, quello con l'occhio fuori, quello che vomitava sangue, e questo è servito, bisognerebbe portare la gente nei mattatoi per far vedere tutto quello che nella filiera della carne gli animali subiscono, i maltrattamenti, l'accanimento di gente che vive in mezzo alle urla, al sangue, che si accanisce sugli animali, che oltretutto sono già destinati, terrorizzati e tutto, e invece massacrano questi animali e gli fanno di tutto e di più. Quindi portare la gente a vedere i mattatoi e far capire quanto sia inutile mangiare la cosiddetta fettina di vitello, che poi sappiamo benissimo che nasce il vitellino viene messo in costrizione dentro una gabbietta che non si deve muovere perché sennò produce muscolo e la carne non è tenera, e questo animale strappato dalla madre con una vita breve viene poi macellato cucciolo, no? Non perché si debbano macellare gli adulti, e poi si arriva alla fettina di vitello, che poi sappiamo che, se andiamo a vedere poi come vengono allevati questi animali per essere portati al più presto alla macellazione, quanto vengono bombardati da farmaci o cose di questo tipo, che poi noi umani mangiamo e poi ci ammaliamo e poi dopo andiamo a fare la chemia. Appunto, c'è quindi tutto un circolo vizioso, certo, in questo senso, virtuoso, certo. Che poi va sempre al nostro nocumento alla fine, cioè alla fine è sempre l'uomo che poi patisce insieme agli animali che uccide. Guarda un po'. Siamo vittime della nostra cattiveria, ecco, per chi come addetti ai lavori produce si produce malattia, insomma la malattia è il business numero 1 al mondo, no? Cioè, lo sappiamo benissimo, quindi non parliamo poi, non voglio toccare il tasto dei vaccini, però vabbè, ce ne sarebbe anche lì da dire, però vabbè, insomma, cerchiamo di tutelarci e di non farci infinocchiare da quello che ci dicono, perché insomma a un certo punto noi nel percorso della nostra vita siamo una spugna, siamo una mucca, passami una mucca da mungere, quindi noi serviamo per la malattia, serviamo per tante cose, serviamo per il business, quindi se oggi ci sono vendono un pollo intero, lo vendono a 3 euro, ci sarà un motivo, no? Perché la gente ovviamente c'è carenza di soldi, si butta su queste cose, ma come viene allevato questo animale qua? E queste pubblicità che fanno in televisione dove si vede il pollo felice che vive all'aperto, che è contento di essere ucciso, insomma, sono un po' una falsità, no? Insomma, quindi bisognerebbe anche lì far vedere più cose. Indubbiamente. Ecco, così per concludere, perché ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata, mi viene in mente a questo punto un bellissimo documentario di Focus di qualche anno fa, credo 3 o 4 anni fa, dove si raccontava, si parlava in questo video della Terra senza l'uomo, quindi a tutto appannaggio di piante e animali. Ma tra non molto mi sa che ci arriveremo, che dici? Ma io penso che alla fine poi la Terra si ribellerà e qualcosa accadrà, forse non lo vedremo noi, lo vedranno non so tra quante altre generazioni. Certo che noi abbiamo un ecosistema da salvare, i ghiacciai, le barriere coralline, il mare, le temperature, e noi dobbiamo prendere, se non noi che ormai, però pensare anche alle nuove generazioni, perché le guerre per l'acqua sono già state fatte, no? L'inquinamento distruggerà tutto, la deforestazione, tutte cose che non sta a me parlarne, ma lo sappiamo benissimo, perché anche l'animalismo oggi comincia anche a sconfinare, perché se pensiamo soltanto all'aumento di animali con cui i cinesi adesso si nutrono, stanno disboscando l'Africa, perché appunto ci sono navi
selvatici pieni di animali che passano avanti e indietro portando animali che deforestano. Quindi ragazzi, ci sono delle cose che sono allucinanti e che forse non tutti sanno. Un grado di temperatura distrugge la barriera corallina, fa sparire tantissime specie di microanimali, quindi è una cosa, la biologia, basta andare a vedere quale disastro stiamo creando, e quindi siamo un'associazione animalista e quindi siamo degli esseri umani che portiamo avanti questa battaglia, ma lo facciamo anche per quelli che invece magari ritengono le cose citate prima che siano cose giuste, no? Quindi bisogna aprire gli occhi e bisogna che tutti, è un dovere civile, che la gente sappia che anche il problema degli animali dovrebbe rientrare in un discorso, diciamo, in un'agenda politica, perché effettivamente c'è da fare parecchio, e basta pensare soltanto che la pianura padana è una delle zone più inquinate del mondo, considerato tutti gli allevamenti intensivi di porcellaie e tutto, quindi e la gente ha un deprezzamento dei terreni, dell'abitazione, della qualità della vita. Quindi questi mega allevamenti non portano neanche assunzioni, perché sono tutte cose automatizzate dove bastano pochi operatori per schiacciare dei tasti. Quindi tutto questo lo vivono gli animali, ahimè, in primis sulla loro pelle, ma anche noi, no? Se il gusto di mangiare una bistecca deve portare a questo, e poi appunto hai detto bene tu, e poi concludo, anche il discorso di raccogliere le firme per la carne molecolare è importante, perché tutto quello che non verrebbe dato per sfamare miliardi di animali negli allevamenti intensivi, foraggio, acqua e tutto il resto, potrebbe servire per sfamare l'umanità. E questo non è stato detto né all'Expo e né tantomeno questa battaglia di civiltà che stiamo facendo insieme appunto alle altre associazioni, per poter dire ragazzi, possiamo salvare il pianeta in tutte le sue negatività. Quindi firmate, anche ancora in essere, questa petizione, quindi potete andare sul sito della Leal e firmare, informarvi, e contribuirete così a migliorare il pianeta. Concludendo, rifaccio l'appello: se volete darci una mano per questo discorso di Gravina di Puglia sarebbe importante, quindi vi invitiamo a visitare il nostro sito www.leal.it per andare a vedere come poter fare una piccola donazione. È tutto importante, e quindi ci darete una mano per dare dignità e per proseguire anche altre battaglie, perché purtroppo questo non sarà nel primo e nell'ultimo di allevamento o di canile lager. Ecco, queste quante. Infatti, purtroppo ce ne sono tanti in giro. Io prima Certo. di salutarci devo salutare due persone che, bontà loro, mi hanno inviato un messaggio. Intanto la nostra ormai, perché con Silvia siamo in contatto perenne, Silvia Premoli, il capo ufficio stampa, quindi la collega Silvia Premoli, capo ufficio stampa di Leal, che saluto e che ringrazio per i complimenti, ma io faccio semplicemente il mio lavoro. E poi saluto anche Luisa Cicchetti, che ci ringrazia per l'impegno e per il collegamento, ma anche lì io ringrazio appunto Gianmarco e la Leal per l'impegno. Io appunto molto modestamente cerco di fare un po' di informazione su questi argomenti, e se a qualcuno va bene io ne sono naturalmente contento. Quindi di nuovo grazie a Luisa e grazie a Silvia, che spero di sentire prossimamente, perché vorrei parlare con lei un poco anche del nostro ambiente giornalistico, per capire un attimo se veramente c'è stato quel famoso salto di qualità sui temi ambientali e sui temi che riguardano gli animali, che in qualche modo si intravede. Però appunto con Silvia vorrei entrarci un po' più approfonditamente in questo argomento. Spero di non aver rubato spazio, ecco, spero di non aver rubato spazio. Assolutamente. Con te è sempre un piacere parlare, magari ecco, in arrivo delle prossime iniziative, ecco, saluto anche gli amici di Leal di Monza e Brianza. Certo, l'informazione serve sempre, ci mancherebbe, sono d'accordo con voi, li saluto anche loro, e quindi con te Gianmarco e naturalmente con Leal l'appuntamento è a quando vorrete voi. Magari con Silvia prepareremo una bella chiacchierata sul mondo dell'informazione, così giusto per darci qualche bacchettata tra di noi. Bisogna dare qualche bacchettata, giusto, hai ragione. Qualche bacchettata ci vuole, per cui davvero ti ringrazio tantissimo Gianmarco. Ad una prossima occasione magari riusciamo a fare una chiacchierata anche con gli amici di Cadapa e facciamo
un bel Volentieri, quartetto la prossima volentieri, volentieri. Ti ringrazio e quindi viva gli grazie. animali e saluto a tutti, ok? Sempre viva gli animali, Radio Lontra sempre e solo dalla parte degli animali, questo è il motto di Bene, questa trasmissione. Grazie ancora a tutti e buona militanza, serata. militanza. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, Ciao, ciao, ciao. grazie. Ciao, ciao. Ciao.